Oltre 150 studenti hanno partecipato al convegno dell'associazione studentesca IESEC, tenutosi dal 3 al 6 marzo nella Facoltà di Economia a Torino. Il congresso nasce come una delle attività che fa IESEC, quindi è parte dell'ambiente formativo che IESEC dà ai suoi membri ed è un congresso internazionale, quindi che raccoglie ragazzi da, in questo caso, 19 paesi e si apre in Università a Torino proprio perché IESEC si basa sull'attività di studenti universitari e raccoglie nell'Università torinese ragazzi di tutti i paesi rappresentati, facendoli incontrare e divertendosi. Leadership e carriere internazionali sono stati gli argomenti al centro dell'incontro. Non solo, l'evento è stato soprattutto un'occasione per ascoltare le testimonianze di alcuni manager. Giravo in motorino per Roma, sono stato chiamato e dopo 2 mesi mi trovavo in Africa, in Mozambico, a lavorare nel secondo paese più povero al mondo per una società di costruzioni. Da lì tutto un percorso in discesa, perché un'esperienza all'estero immediata ti apre tantissime porte, quindi poi sono tornato, ho lavorato in consulenza, ho lavorato nel promuovere attrazione di investimenti in Italia e poi ho avuto il coraggio di mettere su una mia azienda di consulenza per portare le aziende ad operare su mercati emergenti, quindi su mercati internazionali che non siano i soliti mercati conosciuti. Mi sono laureata in economia e commercio a Bergamo, all'Università di Bergamo, dove era molto forte IESEC, quindi sono contenta di aver avuto modo di conoscere questo gruppo all'epoca. Ho fatto l'Erasmus e poi sono andata a studiare in America all'Harvard Business School, dove ho fatto una specializzazione in International Finance, poi ho fatto varie altre specializzazioni sempre in finance a Londra, alla London Business School. Io ho iniziato a lavorare, come dicevo, in un contesto internazionale, prima in una banca francese, Crédit Commercial de France, e poi in HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, sempre nell'investment banking. Creare un'impresa internazionale è un'esperienza stimolante. Il primo ingrediente è un pizzico di follia, bisogna essere un po' matti per fare un passo di questo tipo, una buona propensione al rischio e la consapevolezza ipotizzata di avere delle opportunità verso l'estero addirittura maggiori rispetto a quelle in Italia. Una caratteristica fondamentale è l'intraprendenza. Non perdere quella curiosità di scoprire anche le piccole cose, sono quelle che danno la variazione o danno le sensazioni più vere e positive del paese. Sulla leadership dico saper gestire ed essere in giochi di squadra senza far troppo vedere che si è one man show, perché comunque nella squadra è importante che tutti facciano il loro ruolo, quindi la leadership secondo me è veramente oggi molto quello, soprattutto in un ambiente internazionale. Essere parte di una squadra è una cosa fondamentale e trasmetterlo quotidianamente. In ultimo, capire le diversità, perché ogni paese ha un linguaggio differente, ogni persona ha un linguaggio differente, quindi non perdere mai la curiosità di conoscere la persona prima ancora di interloquire su qualche cosa di lavoro.